2021 matrimoni sospesi in attesa che l'emergenza pandemia passi per poter poi festeggiare con parenti ed amici come si faceva una volta, pardon, solo un anno e mezzo fa. Eppure c'è chi ha scelto di sfidare il virus e, nel rispetto delle misure di contenimento, ha deciso di convolare a nozze. Siamo a Cornedo Vicentino e loro sono Massimo e Laura, dopo 17 anni di convivenza, hanno deciso per il sì. È da tanto tempo che ci lavoravamo attorno e quindi dopo un po' volevamo una cosa tranquilla, proprio, e spero che sì, che funzioni tutto bene. Auguro anche a altre persone di fare stesso passo. Non pensavamo di essere i primi, effettivamente l'abbiamo saputo oggi, sì, è stata un po' una novità e ci ha lasciato un po' così, comunque felici. Eh già, quello di Laura e Massimo è il primo matrimonio celebrato dall'inizio del 2021 in municipio Cornedo Vicentino. Per il momento è l'unico matrimonio prenotato, tra virgolette, e speriamo che con la campagna vaccinale e con la ripresa di tutte le attività, speriamo che anche giovani e meno giovani abbiano voglia di sposarsi e di iniziare una vita insieme. Emozionati ma felici, Laura in abito bianco corto e Massimo in completo blu si sono giurati fedeltà per sempre davanti al primo cittadino di Cornedo e due testimoni, una cerimonia semplice in questi tempi difficili ma che si confida d'auspicio per il futuro. È un piacere vedere che esistono ancora segnali di speranza e di ripresa e il matrimonio è uno di questi gesti, penso il più bello che si possa fare in questo periodo di pandemia e di emergenza.